doppia seduta di allenamento per il primo giorno di ritiro per le ragazze del Vittorio Permac. Tra i gruppi che si sono divisi nella mattinata, resistenza e andatura il primo, movimenti attacco e difesa il secondo e il possesso palla per il terzo gruppo. Nel pomeriggio ci sono stati esercizi di controllo palla e tecnica, diviso poi ancora in due gruppi, la partitella a campo ridotto e esercizi di attrazione e reattività. Lavoro a parte per Zandomenichi che svolgerà per tutto il ritiro ed oltre. Partenza domani, ma sentiamo le parole di Roberta Piai. Roberta, Ineruber ha detto non vedo l'ora di incontrarvi, è la nostra o la vostra prima amichevole internazionale. Sì. Direi che anche noi non vediamo l'ora di incontrarle, soprattutto di scontrarci con una realtà differente, perché loro hanno un campionato, mi sembra che hanno iniziato da 3 o 4 partite, quindi sicuramente saranno più in forma di noi. Noi andremo là comunque per vedere com'è questa realtà, questa Serie A, anche se è austriaca. E sarà una prova, diciamo, lo usiamo come rodaggio, credo. Come hai visto il primo allenamento di oggi? Ma bene, siamo numerose, hanno tutte una buona voglia di fare, di impegnarsi, di conquistarsi un posto e questo è positivo e credo che aumentando la competizione aumenti anche il livello di tutta la squadra, di tutto il gruppo. Bene, l'ho visto, un buon inizio. Mister, appena finito l'allenamento, in tutta la giornata oggi qui al Marco Polo, come hai trovato le ragazze dopo la settimana che hanno lavorato a parte da sole, come hai visto le nuove anche? Buonasera a tutti intanto, la giornata è stata ottima perché le ho trovate abbastanza quasi tutte in buona condizione, a parte alcune giovani che erano proprio al mare e non potevano fare il programma previsto dal preparatore atletico, comunque per il resto abbastanza bene. Domani si parte? Sì, domani, come avevo già detto nell'altra intervista, che sfrutterò questi 4-5 giorni di montagna per lavorare di più, anche il preparatore è felice di lavorare di più e speriamo di fare un ottimo lavoro, a parte che noi siamo partiti un po' in anticipo perché il campionato nostro inizia fra un mese e mezzo e quindi siamo in largo anticipo, però lavoreremo per il meglio della squadra.